Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Buongiorno Andrea, a te la linea. Grazie Natalia, oggi lunedì 13 aprile, fra 2 giorni è la giornata nazionale del Made in Italy, ma chiamiamolo pure fatto in Italia per parlare italiano. Naturalmente sempre quell'Italia federale che noi abbiamo in mente, ma pur sempre Italia è. Sostanzialmente la giornata del Made in Italy, mentre intanto rimando a dopo la parte dell'obituario per Carlo Monguzzi e Mario Colombo, che sono 2 personaggi lombardi che sono passati a miglior vita. Ma stavo dicendo appunto, questa giornata è una giornata che nasce, se non abbiamo capito male, da qualche anno con l'idea di salvare il salvabile dal punto di vista delle nostre tradizioni. E tra le nostre tradizioni c'è sicuramente molto amata in tutto il mondo, speciale, unica e forse inimitabile, che tutti quanti abbiamo provato a mangiare fuori Italia, e ci siamo resi conto che effettivamente i tentativi spesso e volentieri di proporci piatti nostri non riescono per nulla. Ma noi abbiamo un ospite che ci fa piacere riavere e che voi ascoltavate già in tempi non dico storici ma classici di Radio Padania, ed è Maria Teresa Baldini. Maria Teresa Baldini, dottoressa, grandissima esperta non solo di medicina ma anche in chiave ovviamente di chirurgia estetica, ma non solo, per la enciclopedica conoscenza di tutte le questioni che riguardano la salute e il benessere, e naturalmente quindi in legame anche con quello che può essere il nostro modo di mangiare. Se è vero come è vero che l'Italia, sempre con l'idea di rifarla nuova del tutto, ma è la terra del mangiar bene e del mangiar con sapienza e varietà, cerchiamo di capire con lei oggi qual è il senso ultimo di questa scommessa. Vero? Maria Teresa, ci sei, Maria Teresa? Intanto buongiorno, grazie, ci sono, grazie Andrea dell'invito. Mi fa molto piacere parlare in questa radio perché sai che ho fatto tante trasmissioni e sempre questa idea, ancora idea, ma prima o poi sarà la realtà, di libertà è la cosa principale per ciascuno di noi. Sicuramente. Allora, ripeto, dopodomani noi celebreremo questa giornata. Il 15 aprile di ogni anno è stato deciso appunto di celebrare il festeggiamento di tutto ciò che è peculiarmente italiano, diciamo, che non può essere confuso con spunti, orientamenti, gusti, situazioni non italiane. Cosa possiamo dire? Come possiamo impostare questo discorso in relazione, ecco, soprattutto prevalentemente alle questioni culinarie e comunque anche al modo di gestire la bocca e lo stomaco in relazione al mangiar bene, al benessere e a continuare a vivere in salute, che è la cosa principale. Certo, poi se oltre alla salute c'è il piacere, tanto meglio. Come possiamo impostare, Maria Teresa, questo discorso oggi? Possiamo impostarlo perché impostarlo è una cosa molto complessa, parlare di tavolo, parlare di cucina, e parlare di identità legata a questo, perché sembra una banalità, ma poi è l'essenza, diciamo, della nascita della peculiarità. Quando si mangia, quando si parla di cibo, no? Quando si parla di tavola, si richiama sempre a questi valori, a queste suggestioni profonde connesse proprio all'identità della persona, perché quello delle origini alla fine è il più forte, è forte, si impone all'attenzione di ciascuno, anche un'attenzione sia individuale sia un'attenzione collettiva, no? Se vogliamo pensare a questo, perché alla fine noi ricordiamo un luogo, vogliamo andare in un luogo, ma parliamo sia nell'aspetto individuale sia nell'aspetto collettivo sempre di ricette, no? Ci chiediamo l'origine, andiamo alla ricerca di quell'episodio preciso, a quel momento in cui qualcuno per la prima volta ha iniziato di fare questo. Chi ha iniziato a fare il risotto alla milanese, vogliamo parlare di Milano, la cotoletta milanese, a imporre quel ricordo di quella ricetta, no?
E quindi noi ricordiamo quella ricetta, che credo che sia poi la mescolanza dell'ingrediente, no? Che ciascuno ha dato quella caratteristica, perché puoi avere il prodotto, ma se poi non hai chi realizza quella cosa che ti piace, quelle cose, ha creato intorno a questa ricetta o quella storia dei personaggi. Pensiamo al cuoco, pensiamo ai monaci, no? Che alla fine erano quelli che raccontavano delle ricette bellissime, ma anche ai contadini, anche è tutto un insieme di quelle coincidenze, di quelle invenzioni che a volte erano casualità, a volte erano proprio dettate anche dalla fame. Pensiamo ai cibi poveri, che oggi sono tornati grandi di moda perché sono legati alla salute in maniera molto molto importante, no? Un'alimentazione che abbia un aspetto legato alla salute. Ma comunque credo che sia importante per ciascuno di noi, sia a livello individuale sia a livello collettivo, fissare un'origine delle cose, no? Le nostre origini, perché in fondo ci rassicurano, ci permettono di dire: guarda, quella cosa veniva fatta in un certo modo, oggi continua ad essere, vuol dire che fa bene, vuol dire che è una cosa buona, no? Quindi, e poi anche la narrazione di quelle ricette, almeno perlomeno a me che mi piace la cucina, mi piace cucinare, mi piace comunque parlare con i pazienti e anche consigliare, perché poi l'aspetto dietetico, che non è soltanto l'aspetto nutrizionale, ma l'aspetto proprio di imporre una dieta, perché si parte a livello medicale dagli alimenti, poi c'è il discorso della nutrizione e poi c'è il discorso della dieta, che quindi la dieta è un qualcosa di molto complesso, ma è una parola molto abusata, è una cosa molto complessa, perché deve tener conto dell'individualità della persona, delle sue malattie, delle sue tendenze, delle sue, caratteristiche metaboliche e anche caratteristiche fisiche, per dire è consigliabile da un punto di vista medico fare questo tipo di alimentazione. Quindi è una cosa veramente complesse, che oggi se ne parla così, si trovano le diete scritte su e le persone seguono questo, a volte anche con dei problemi davvero importanti. Però, per ritornarsi alle nostre origini, è bello, è molto appagante il desiderio di sapere, il desiderio di appellarsi a qualcosa di quell'origine, perché in fondo l'origine è sempre un inizio, un inizio che spiega poi tutto quello che si affermerà e che porterà avanti questo, perché sapere in quale tipo di cultura si è affermata, in quale tipo abbiamo trovato questo sistema di ricette di cucina, credo che sia una cosa davvero importante. Ecco, prima domanda che mi sorge spontanea, come diceva quel famoso giornalista: ma è possibile coniugare, armonizzare una cucina tradizionale che sappiamo essere ricca di sapori, a volte anche un po' invadenti come sapori, eccetera, con il benessere e la salute? Perché allora, se stiamo sul risotto allo zafferano ci salviamo comunque, a me piace da morire, essendo nato e cresciuto a Milano. Se cominciamo a passare alla cassola o ad altri piatti tradizionali, trippa, eccetera, che sono deliziosi dal mio punto di vista, ma possono presentare magari anche dei rischi, no, per la salute. Tu come la vedi questa faccenda? Scusa, parlo proprio da parvenu rispetto a te. No, ma non, allora, guarda, io faccio adesso chirurgia estetica da tanti anni, così, ma io sono stata 20 anni all'Istituto Tumori di Milano, il professor Teresi, sono chirurgo oncologo, e ho operato tantissimo intestino, quindi l'organo per eccellenza dove tutto passa, tutto il cibo passa e poi viene determinato, perché viene portato agli altri, assorbito per essere poi trasferito agli altri organi. Io questo l'ho sempre sostenuto, che un'alimentazione che ricorda le nostre origini, ma soprattutto le nostre usanze, col cibo che la mamma ci faceva, col cibo che mangiavamo da piccoli, è un cibo che anche ha creato un adattamento al nostro corpo, anche a livello di villi intestinali, anche a livello di struttura intestinale, di assorbimento intestinale. Quindi non c'è una cosa che fa davvero male, quella fa male al fegato, quell'altra fa bene così. Sì, l'alcol, se preso in grosse quantità, fa male al fegato, questo sì, questa è una cosa certa. Ma non esiste che la cassola faccia male o la trippa faccia male, dipende dalle quantità, dipende dal tipo di lavoro, di vita che si fa, perché
la vita che se uno andava nei campi, lavorava nei campi piuttosto di stare tutto il giorno seduti, è chiaro che è un'alimentazione che deve essere più povera di alimenti. Ma quello che è fondamentale è la scelta dei prodotti. Quindi il prodotto, che poi ci ha insegnato a chiamarlo territorio, perché poi alla fine quel prodotto in quel territorio, è quel territorio che conosciamo, che sappiamo da dove arriva un determinato prodotto, come è stato coltivato quel determinato prodotto, come è stato prodotto anche quella, parliamo, come è stato allevato un animale per poter darti diciamo quel prodotto. Quindi è questo il concetto, è il territorio che conferisce ai prodotti il loro marchio identitario, la loro origine. Questo è molto importante perché noi oggi ci siamo abituati a mescolare culture, ma credo che è inevitabile, la ricetta è anche bella per questo, no? Il mescolamento di culture. Se pensiamo che gli spaghetti che si litigano quello e quell'altro, alla fine tutta la pasta arriva dal mondo arabo, perché era poi si era portato in Sicilia dove c'era questo diciamo queste culture di grano duro, no? Che poi piano piano, però poi si è trovato a farlo con la pasta. Io per esempio mi ricordo negli Stati Uniti che dicevano: ma cosa ti piace di più della pasta, no? Della pasta. Ero in Alabama, era un paese anche, cioè uno stato anche povero degli Stati Uniti, no? E questo mi rispose: mi piace di più, la cosa più importante per me è mettere l'acqua. Io rimasi questa cosa, perché effettivamente che determina poi una buona alimentazione è anche soprattutto la qualità dell'acqua, l'acqua con cui permetti di cucinare questa pasta, passando dal secco, cioè all'opposto, no? Come la medicina ippocratica ha sempre insegnato, cioè da una cosa l'opposto è quella che crea poi l'armonia tra due prodotti. Cioè voglio dire che l'origine è sempre quell'indizio che spiega, che porta a quel determinato prodotto, e lì dipende dal lavoro di quell'uomo, di quelle persone che creano questo. Oggi noi mangiamo dei prodotti che non sappiamo, pensiamo all'avocado, no? Adesso per fortuna incominciano qui a produrre, ma ananas che arrivano, cose che arrivano, sappiamo come sono state coltivate, come sono state fatte, sono rispettate le cose. Qui stiamo attentissimi perché l'Italia, per fortuna, il Made in Italy da questo punto di vista è eccezionale, con le diversità, con le mescolanze dei prodotti da uno all'altro, che noi facciamo dell'Italia una gastronomia che è favolosa. Se uno si sposta già da una città all'altra, non importa da una regione all'altra, ma da una città all'altra, trova delle meraviglie. Quindi è il lavoro che diventa questo, ma è proprio quel lavoro che poi determina la qualità del prodotto e l'assorbimento anche di quel prodotto. Quindi una persona, per mantenere salute, io credo che una persona in salute, cioè una persona equilibrato, diciamo a livello di patologie, cioè che non ha patologie, che non ha, diciamo, un metabolismo equilibrato, dovrebbe mangiare un po' di tutto, o mangiare benissimo anche la trippa, cioè non ci sono delle preclusioni in questo. Chiaro, se ne mangia tantissimo, perché la trippa a chi piace è molto buona, ma è questa la cosa importante. Quindi il territorio, sapere chi l'ha fatto, diventa fondamentale, no? Perché se la mia cucina è buona è perché l'origine è buona. E quindi i prodotti oggi non funzionano da soli, funzionano quando la cucina li mescola, li mette in gioco, li fa interagire. Cioè è buonissimo il basilico, uno dice mette il basilico, ma nessuno si mangia il basilico da solo, anche perché nell'antichità il basilico veniva considerato una cosa nociva nel Medioevo, no? Probabilmente perché arrivava dall'Asia, arrivava comunque da lontano, non si sapeva come mai, perché poi a livello medico non si è trovato nel basilico qualche cosa di negativo, ma una volta veniva considerato qualche cosa di negativo. Allora è la nostra cultura, la cultura di tradizioni, di origini che spiegano tutto, ma soprattutto di capacità, di attenzione a quel prodotto che mescolato crea poi quel buon cibo che non può far male,
questo è quello che purtroppo tanta gente arriva, mangiano delle cose che, vabbè, adesso vanno di moda determinati alimenti che non sai bene nemmeno né origine né modalità di cottura, no? Noi non siamo abituati, il nostro intestino non è abituato a mangiare degli animali, dei topi, capito? Ci sono delle culture che li mangiano. Ecco, abbiamo sentito ultimamente a Cremona hanno cucinato delle nutrie, il che ha scandalizzato un po' tutta l'Italia. Ci sono stati programmi televisivi che gridavano allo scandalo perché questi cittadini di un paesino vicino a Cremona, proprio nella Bassa Padana, si sono messi appunto a cucinare le nutrie. Io non so fino a che poi il famoso dottore Bassetti, questi cognomi che ritornano sono difficili da gestire, si è indignato perché ha paragonato le nutrie ai topi e quindi ha detto qua può nascere un'epidemia, una roba del genere. Ecco, cioè, io appunto non essendo esperto non so giudicare, però chi ha paura. Nessuno può giudicare, poi tante volte tante cose vengono fatte anche così, giusto per fare sai bene, tu sei un giornalista, comunicazione, no? Cioè il discorso è come dicevo prima, cioè mangiare degli alimenti a cui non sei abituato, che il nostro intestino non è abituato, può portare questo, ma soprattutto il controllo di determinati, cioè una specie, quando ci fu il problema, come si chiamava? Mucca pazza, no? Mucca pazza, sì. Ricordi la mucca pazza che fu all'inizio in Inghilterra, è quando una specie non può mangiare un simile. Cioè le mucche non avevano avuto questi concimi con delle pecore, che quindi erano sempre dei quadrupedi così, non potevano mangiare un proprio simile. Cioè ci sono ancora delle comunità, pochissime, i famosi guru, quelli non so in che paesi, che mangiano, sono cannibali, no? E hanno delle encefalopatie, delle malattie, delle forme encefaliche che diventano pazzi, mangiando perché si nutrono di cervello umano, pensando che il cervello le dia la forza, le dia, capito, queste cose. E così accade anche per il discorso della mucca pazza, cioè venivano nutrite con questi ovini. Ora, mangiare delle cose che comunque queste nutrie possono portare delle alterazioni, un qualche cosa in cui l'intestino modifica le sue strutture recettive, cioè i suoi recettori si chiamano, e sviluppano poi degli anticorpi. Poi sai come è stato nel Covid, e poi ognuno la pensi a modo suo, ma comunque c'è stato sicuramente un salto di specie. Quindi quando un qualcosa di animale, se l'intestino diventa sempre più simile, no, strutturalmente a qualcosa che non è più quello proprio dell'umano, ma possono avere degli assorbimenti di sostanze e anche la facilitazione a prendere determinati virus. Questo è un po' quello che si può verificare. Quindi l'alimentazione è molto importante. Chiaro. Trasferiamoci dalla Lombardia alla tua amata terra toscana. Io mi ricordo, passavo 2 mesi in Versilia, e poi per la verità dopo quei 2 mesi c'era ancora una settimana che mio papà mi faceva fare nella sua amata Toscana. Non era sua, era diventata, perché lui era di Novara, però appunto amava da morire tutta la Toscana. E io durante quei mesi ovviamente diciamo mi sorbivo un tipo di alimentazione completamente diverso da quella lombarda, proprio perché, come hai detto tu, la ricchezza dell'Italia sta proprio in questo. E devo dire, il pesce che si mangiava allora, attraverso manicaretti straordinari come il caciucco alla livornese, mi ricordo che veniva fatto anche in Versilia, magari con una versione leggermente diversa, comunque gustosissima, oppure la bistecca alla fiorentina, era qualcosa di paradisiaco. Cioè, ora io ho riprovato, ritornando in Versilia, in Toscana, anche nella zona del Mugello o in altre zone toscane, a mangiare queste cose e non hanno più il sapore di prima. Ecco, quindi c'è quest'altro problema, tu come lo vedi, del passaggio del tempo? Ma lo vedo semplicemente dove allora io a volte faccio una riflessione, ma non so se tu la condividi, ma io non avrei mai pensato 10 anni fa, 20 anni fa, che le persone vanno al ristorante e fotografano quello che mangiano, lo mandano ai loro amici, no? Sì. Cioè,
Oggi la cucina, anche se vai in questi, appunto, in determinati luoghi, è molto concentrata sull'apparenza, su come si presenta, no? Tutti questi mancaretti, Certo. tralasciando la vera identità di quel sapore. La cucina è molto legata alla cultura della persona, delle persone, no? Dall'informazione, dalle ricerche che hanno fatto, perché poi c'è chi dice cucino bene, cucino male, cucini come ti piace, come ti interessa, perché cucinare non è poi una cosa così complessa, però la cosa difficile secondo me è appunto lasciare quei sapori che si riconoscono, e siamo sempre lì, è sempre il discorso dell'identità, è sempre il concetto che a me piace quella cosa perché è unica, indimenticabile, ha uno charme, ha una diversità, no? Nella cosa. Certo. Perché se devo mangiare solo quella che mi appare in una determinata cosa, a me non interessa. Ma questo Ecco. sono io così, c'è qualcuno che invece interessa magari farsi vedere. Tu vedi a volte anche in queste trasmissioni televisive, vedi questi che vanno al ristorante, tutti e due fotografano il piatto, nessuno parla, parlano di questo, senti il sapore lontano. Io non lo sento il sapore lontano, capito cosa voglio dire? Sento se il sapore, se quella fiorentina o quella cosa ha quel determinato sapore. Cioè, tieni presente che in Toscana c'è stata una grande rivoluzione con l'Artusi, no? Certo. Con Pellegrino Artusi, che incominciò a portare avanti questo, diciamo, cioè sconvolse tutto quello che era diciamo, le ricette di un tempo. Se tu pensi solo all'aglio e alla cipolla, che tutte e due che erano originali dell'Asia centrale, hanno invaso il mondo, no? Con tutto quel sapore. Se tu vai in alcuni posti del mondo senti quell'odore di aglio fortissimo, Sì. no? Addirittura la medicina lo riconobbe l'aglio come qualcosa di molto importante, che è stato confermato ancora dalla scienza di oggi, perché l'aglio è ancora ipotensivo, però poi l'aglio era facile, diciamo, coltivarlo, e tutti nei testi dietetici si trovava questo aglio, però perché come farmaco per ogni malanno, no? Insomma, c'era tutto questo discorso, questo miscuglio. Però alla fine venne questo Artusi e dice: ma cosa bisogna fare questa Pellegrino Artusi? Non ho dubbio, dice, su volerli tutti e due. Facciamo un quarto di cipolla e uno spicchio d'aglio e portiamo avanti. Cioè, in Toscana, ad esempio, questa cosa c'è quasi sempre, anche chi dice non voglio l'aglio, c'è quasi sempre l'uso dell'aglio. Quindi Certo. ci sono, come anche fu anche Artusi che portò avanti quella storia del basilico, quindi ci sono tutti questi sapori che vanno a toccare, a rimescolare, diciamo, a fare esaltare il sapore del prodotto, del buon prodotto, di quel prodotto che è stato scelto. Invece oggi, vedi, ma basta guardarsi in giro, vedono tutti un pochino di questo, un pochino di questo, tu non senti più niente, non senti più nessun sapore. Questo che Esatto. manca della Toscana, che tu ti ricordi. In Però ci sono particolare, ancora dei posti che li sanno fare. Ecco. certo, brava, il problema del pesce, cioè tu vai in Liguria, in Toscana, senti che ti danno del pesce surgelato, e allora me ne sto a casa mia, c'era lo stesso il pesce scusa, cioè proprio ragiono da cittadino tu ragioni medio. come persona che ha cultura e che attraverso, cioè anche della cucina, svolge, diciamo, nell'acquisizione di un pasto, di un cibo, di una ricetta, una ricerca di un sapore, di un valore, di un qualcosa che ti fa apprezzare quel piatto. Oggi non è, cioè, è vero che chi lo sente, ma purtroppo tante persone, a forza di non averlo più, non lo riconoscono, perché una cosa che manca molto nelle persone in Italia e mancherà sempre di più è la voglia e la capacità di cucinare, aver voglia di cucinare. Si dice il tempo, ma non è quello. Io per esempio sono una che di tempo ne ho sempre molto poco, ma cucino tantissimo perché mi piace cucinare, mi piace sentire quei sapori, quegli odori. Sono toscana, in Toscana c'è molto c'è ancora tanta
tanta ricerca della cucina, però è proprio una cultura che deve portare, diciamo, ancora alla ricerca non dell'apparenza, ma non di quel pesciolino messo insieme a quello, quell'altro, ma il sapore di quel pesce che hai appena pescato, che è fresco, che è buono, altrimenti, come dici tu, perché devo andare al ristorante a mangiare il pesce surgelato o comunque qualche cosa. Il problema è riconoscerlo, il problema è dare valore, dare spazio a queste realtà dove la materia prima e il prodotto è locale, è originario di quella zona e identifica un territorio. Perché quel territorio non è tanto per farvi essere selettivi, qualcuno dice no, ma non ti apri, no, va benissimo aprirsi, però io voglio, se vado in quel luogo dove crescono i carciofi buoni, no? Non so, vado a San Miniato, dove a San Miniato c'è un tartufo eccellente, io voglio mangiare, voglio sentire il sapore del tartufo di San Miniato. Non voglio andare, se vado piaceva tanto a Bossi la ribollita, no? A Lucca, è famosa per la ribollita, ma è una zuppa fatta, certo con dei prodotti che tutti usano, ma fatti in un certo modo, fatti aggiungendo piano piano le verdure diverse, fresche, freschissime, in modo che tu assapori il sapore di tutte le verdure con la stessa cottura e che di giorno in giorno venivano ribollite proprio perché venivano fatte con una sapienza e anche con un impegno molto forte, no? Perché comunque andare a trovare le verdure, perché non è tanto fare la zuppa, ma andare a trovare le verdure, metterle insieme, lavarle bene, pulirle bene, perché un'altra cosa fondamentale è l'igiene del cibo. Troppe situazioni oggi manca l'igiene, su questo io sono ferocissima, perché bastava anche col Covid dare indicazioni molto molto più precise su una bella mascherina e su un bel lavaggio di mani e del cibo e attenzione a quello che si mangia e come si mangia, perché se c'è un virus, se ci sono dei batteri, chiaramente te li porti in bocca. Quindi queste attenzioni, che sono attenzioni che hanno origini molto lontane, no? Perché, voglio dire, l'igiene è sempre stata. Oggi sembrano, t'ho detto, confuse da un'immagine, no? Che ti metti di tutte le cosine intorno, mangi il pesciolino surgelato, mangi il cosino, e la diversità delle tradizioni locali, quelle vere, quelle fatte bene, no? È finita lì, cioè non esistono più. Quindi credo che bisognerebbe ripartire dal cibo, non soltanto mettersi a mangiare tutto quello che trovi e poi dire mi metto a dieta, perché come ti dicevo prima la dieta è una cosa molto difficile e molto importante, no? Perché voglio dire, una persona che ha una problematica renale deve fare una dieta di un certo tipo, piuttosto che un medico a tavola è fondamentale. Ma a parte questo deve anche veramente ricordare che ci sono dei prodotti che creano, oggi le chiamano intolleranze. Le intolleranze è quando l'intestino magari per un momento non riesce a assorbire quel prodotto, perché è un prodotto magari pieno di coloranti, pieno di pesticidi, cioè non hanno un prodotto più quel prodotto vero, naturale, identitario, perché sai come è stato prodotto e come certo. Diciamo la qualità di quel prodotto. Non so se mi sono spiegata. Adesso facciamo un break, poi ancora qualche minuto dopo, se puoi stare in linea, c'è il certo. break. La parola alla nostra regista. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio.
un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Di nuovo a te la linea, Andrea. Grazie. Allora, un'ultima domanda ti faccio, Maria Teresa, che tu già accennavi il problema. Diciamo che il nuovo millennio, diciamo questo primo quarto di secolo e di millennio è stato caratterizzato dal boom dei cuochi, soprattutto maschi, c'è anche qualche femmina, ma la vedo come una minoranza, mi dispiace, ma questi cuochi, no, adesso non facciamo nomi, che sono diventati famosissimi e spesso e volentieri ricchissimi, no, che appaiono in televisione, in trasmissioni specifiche, che diventano delle star simili a quelle dello spettacolo, sono effettiva garanzia di buona cucina rispetto soprattutto alle caratteristiche italiane, oppure no, secondo te? Che idea ti sei fatta da quest'ultimo punto di vista, Maria Teresa? Non ci sono degli allenatori, dei bravi contadini, no? Che gli portano il prodotto bello fresco, dei bravi pescatori che gli portano il prodotto bello fresco, questi cuochi non servono un accidente a niente. Perché, cioè, a fare diciamo immagini senz'altro, no? Metti questo, metti quello, metti quell'altro, tutto bello pronto, ma il problema nasce proprio dal prodotto, è proprio il prodotto che determina quel territorio ed è quel prodotto che determina poi la bontà di un piatto, la bellezza di un piatto, no? O il riconoscimento di quel piatto, quel cibo dell'anima che noi ricordiamo tutti, che è quello il nostro cibo che ci ha fatto le nostre mamme, le nostre donne, oh che buono, ce lo ricordiamo, perché comunque è entrato dentro di noi, abbiamo assaporato dei sapori, degli odori, no? Quindi oggi vedere questo, che molte persone raccontano, c'è stato questo cuoco bravissimo, ho capito, ma cosa c'aveva? C'aveva tutto pronto, ecco, allora ti faccio vedere. È chiaro che oggi il cibo è diventato diciamo una priorità. Priorità lo è sempre stato, no? Perché l'uomo senza una buona alimentazione non può vivere bene, non può stare bene, non può stare in salute. Però si rischia che si ribalti tutto, perché oggi il cibo, un giorno Bossi mi aveva detto, pensa com'è strana la vita, mi ha detto. Una volta si pagava per ingrassare, oggi per dimagrire. E aveva ragione, se ci pensi. Cioè oggi si paga per dimagrire, ma non per mangiare. Vai a mangiare chiaramente nei ristoranti o nelle cose, ma poi devi dimagrire. Quindi questi cuochi è una gran moda, sono diventati più importanti di tanti altri mestieri che magari richiedono altre capacità. È un loro momento fortunato. Non è un momento è un momento in cui invece le persone andrebbero educate al cibo, non soltanto fargli vedere la ricettina che ti fa apparire qualcosa di bello, ma occorrerebbe far apparire cose che che hanno davvero un significato per la salute, per la nutrizione, per la qualità della vita delle persone. Credo che l'alimentazione sia è la base di tutto. Ippocrate diceva, che all'inizio della medicina scientifica con Ippocrate, diceva: fa che il tuo cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo. Quindi attraverso il cibo possiamo curare tante cose, prevenire tante malattie. Pensiamo a un'ipertensione, abbassare quindi il quantitativo di sale, pensiamo a un diabete, abbassare il quantitativo di zuccheri, pensiamo a problemi coronarici, comunque vascolari, abbassare il quantitativo dei grassi.
però è soltanto quella miscela corretta che determina un assorbimento corretto a livello intestinale che possiamo avere la carta vincente, perché se noi mangiamo delle fibre corrette insieme a dei grassi, l'assorbimento è limitato. Se mangiamo solo grassi, chiaramente viene assorbito solo il grasso e non limitato l'assorbimento intestinale. Insomma, l'intestino è un organo importante, lungo e molto complesso. Pensiamo che l'intestino sia soltanto un tubo dove passano gli alimenti, non è così. La maggior parte degli anticorpi vengono prodotti a livello intestinale, quindi le nostre difese vengono determinate dal nostro organo dove passa questo benedetto cibo. Fondamentale, certo. Cibo e acqua, perché oggi non abbiamo parlato, ma speriamo di poterne riparlare. Dobbiamo parlare tanto Certo. di qualità dell'acqua. Ne riparleremo presto. Io ti ringrazio per il momento, sei stata come al solito preziosissima, uso questo termine un po' da insegnante e chiedo scusa, ma voglio dire altro che maestra, vera e propria maestra di come poi alla fine bisogna vivere, perché non è che viviamo per mangiare, dovremmo mangiare per vivere, ma senza l'uno con l'altro non esistiamo. Grazie infinite. Grazie davvero a te, grazie a tutti e buona Padania a tutti. Grazie. Grazie ancora e noi andiamo avanti con due riferimenti a Passaggi a miglior vita di due lombardi. Il primo è Mario Colombo, che era l'ultimo al momento, l'ultimo diciamo famoso, ma adesso ce ne saranno degli altri fortunatamente, diciamo così, gestore della Colmar. Nella mia infinita ignoranza, e chiedo scusa, e non ho nessun motivo di nasconderlo, quando sentii per la prima volta dell'esistenza di una ditta chiamata Colmar, siccome io amo da morire la cittadina francese, dove peraltro il dialetto è di origine tedesca, insomma, che si chiama Colmar in Alsazia, pensavo che ci fosse un riferimento a quello. Mamma mia, ma si può essere fuori di mente fino a questo punto. Ecco, no, in realtà la famosa Colmar, produttrice di giubbotti, diciamo copri golf e altre forme di abbigliamento invernale, tutti oramai di acclarata qualità, in realtà è diciamo così, l'abbinamento fra le iniziali del nome Mario e del cognome Colombo. Ora appunto è venuto meno nella cittadina monzese questo ultimo rappresentante e sono stati fatti i funerali l'altro ieri e dunque noi abbiamo una testimonianza da parte di tutti sui giornali locali, ma anche sul Corriere, su altri giornali nazionali, dell'importanza di questa realtà, che è una realtà che proprio a proposito di Made in Italy è proprio il frutto della creatività, che certamente passa anche attraverso la cucina, ma passa anche attraverso l'abbigliamento, l'arredamento. La terra lombarda, in particolare Briantea, è stata la fonte principale degli ultimi 2 secoli. Da questo punto di vista nessuno lo può negare, e quindi la testimonianza e l'apporto che è stato dato da Mario Colombo a questa realtà è stata fondamentale, perché noi ci troviamo di fronte ad un prodotto di qualità che è stato in grado appunto di riparare dal freddo, e non solo, ci troviamo di fronte a tutta una serie di concatenate cause che hanno portato al successo e alla forma di benessere che conosciamo attraverso la copertura della nostra pelle. Il secondo personaggio è politico ed è venuto meno nelle ultime 24 ore Carlo Monguzzi. Carlo Monguzzi è stato un rappresentante della sinistra cittadina milanese, non ha avuto ribalta nazionale, ma sicuramente a Milano è stato un personaggio molto importante. Come sapete, noi citiamo persone di ogni
provenienza, orientamento politico, perché riteniamo che sia stupido, valutare diciamo successi o trapassi soltanto di persone che appartengono a quello che poi, come sapete, è la nostra scelta di schieramento, che è il centrodestra. In realtà, diciamo, l'apporto che Carlo Monguzzi ha dato alla crescita di un certo tipo di mentalità ambientalista, ecologista, è stato molto forte. Noi, per intenderci, per capirci, non approviamo assolutamente le idee dell'ecologismo di sinistra, sosteniamo peraltro che possa esistere un buon ambientalismo a destra che, senza le isterie di una Greta Thunberg o altre forme parossistiche di scandalistiche ovazioni di madre terra, ebbene possa comunque portare dei benefici. Ecco, questo sia chiaro. E se dovessimo star qui a citare, tantissimi ambientalisti di destra sono stati all'altezza della situazione. Carlo Monguzzi, diciamo, pur lontano dalle nostre idee o dai nostri orientamenti specifici anche nella gestione del territorio, è stato molto coerente, questo bisogna riconoscerlo, e diciamo anche lui, come Mario Colombo, è venuto meno troppo presto. Ecco, tra i 70 e i 75, che è un'età che oggi si considera ancora relativamente giovanile. La causa ve la lascio immaginare, ma sicuramente, ascoltandolo spesso e volentieri almeno 10-20 anni fa e di più sulle reti televisive locali come Tele Lombardia, che l'impressione era comunque quella di una persona che avesse cognizioni di causa, avesse delle conoscenze nel settore. Penso che poi, come poi è stato dimostrato dai pianti che sono stati espressi dallo stesso sindaco Sala, ci sia una eziologia, cioè una causa, andiamo avanti un po' con il linguaggio medico, una causa di alcune scelte green della città di Milano che possa essere ricondotta a lui. Queste scelte sappiamo benissimo che spesso e volentieri, soprattutto per la metodologia con cui sono state condotte avanti, spesso e volentieri risultano precarie o creano danni più che benefici, ma questa è la nostra idea, naturalmente. Ciò non toglie che un certo tipo di pensiero sia giusto che esista e che porta avanti, magari con rettifiche che saranno prodotte da altri personaggi in futuro, non certo dall'attuale sindaco, che speriamo abbia poi finisca il suo mandato in maniera tale appunto da non dover più per forza essere presente come general manager, insomma, di una città che forse, insomma, sarebbe degna di altre scelte, ma non di scelte contrarie all'ambiente, si intende, ma scelte non condotte con questo stile che non ci piace. Detto questo, naturalmente, appunto, forse quella generazione di ecologisti che appunto attualmente ha più di 70 anni, ce ne sono stati tanti, anch'io li ho conosciuti personalmente per motivi così di soggiorno nella città, sicuramente aveva comunque una forma di preparazione che non sempre gli ecologisti più giovani di sinistra hanno. Vorrei invece citare per la musica pop Caterina Caselli. Abbiamo dedicato una trasmissione speciale a Dori Ghezzi, adesso qualche minuto bisogna dedicarlo alla nostra Caterina. Nostra, certo, perché la sentiamo milanese per il soggiorno lungamente milanese che ha avuto, pur partendo dal suo Sassuolo, che è una cittadina meravigliosa, degna addirittura della Serie A dal punto di vista calcistico. Piccola parentesi, sulla scorta anche di una passione che fu di Sergio Salvi, il noto linguista di orientamento federalista e autonomista, presto vorrei ripassare assieme a voi il colore delle maglie dei calciatori, che ritengo molto più importanti dei risultati, della storia specifica, delle tecniche del calcio, di cui non me ne importa più di tanto. Ma il colore delle maglie appartiene all'arte,
e quindi non è così stupido sapere che la maglia del Catania rosso-blu anziché quella della Pescara bianco-celeste, perché anche questo, parafrasando quanto diceva poco fa Maria Teresa Baldini, anche questo è identità, ecco, compete a quell'identità municipale, regionale, quindi di ispirazione federale che tanto amiamo. Caterina è stata prima ha compiuto 80 anni nei giorni scorsi, è stata prima una cantante rivoluzionaria, assieme, l'abbiamo detto, sicuramente a Patti Bravo e alla stessa Dori Ghezzi, secondo me, perché queste tre fanciulle, ex fanciulle ora, hanno portato un vento di novità straordinario, di ispirazione largamente femminista, ma sarebbe meglio dire femminilista naturalmente, no? Nella misura in cui anche Kate Caselli da Sassuolo cantava Nessuno mi può giudicare, chiaro, no? Ed non era un'affermazione astiosa o così con il fucile in spalla contro l'etnia maschile, contro il genere maschile, era semplicemente una rivendicazione di dignità e di libertà che ci sta assolutamente. Ma tutte le canzoni di una ragazza emiliana che forse troppo presto ha abbandonato direttamente il circo della canzone per dedicarsi poi, appunto, adesso ve lo dico che cosa, tutte le canzoni avevano un senso, avevano un ritmo, avevano una capacità, grazie alla grinta della ragazza, grazie alla sua grande dote espressiva e sicuramente a una forza delle corde vocali che non possono essere paragonati ad altre cantanti, adesso non facciamo nomi, più sofisticate o più raffinate, ma che sicuramente ha stordito in senso positivo l'Italia e l'Europa. E poi è diventata una manager Caterina. Caterina ha scoperto dei talenti eccezionali, l'ultimo dei quali Lucio Corsi, ma la lista sarebbe infinita e lei ha fatto tantissimo per migliorare e lanciare sempre nel mondo la musica leggera italiana, proprio sempre l'argomento di oggi è quello lì, per rafforzare l'identità del Made in Italy, come chiamo io del fatto in Italia, perché se che già lo definiamo all'inglese e non è più davvero fatto in Italia, ma al di là degli scherzi, Caterina, appunto, che poi in un video sui social si è definita contentissima della sua vita, ma certamente, ma non abbiamo dubbi perché lei ha fatha tantissimo, lo ha fatto nella maniera giusta, lo ha fatto con saggezza e sapienza, senza mai improvvisare, e quindi è stata, cioè è ancora, e lo sarà magari ancora per altri, le auguriamo 100 anni, è vero, una donna straordinaria, come le nostre terre italiane in generale, ma ovviamente conoscendole meglio, dico lombarde ed emiliane, solitamente sanno offrire. Veramente grazie di tutto. Adesso però voglio chiudere la puntata con così una querelle che sta divampando sulle riviste femminili anche, ma su tantissime riviste, rotocalchi, giornali anche, cioè quotidiani, eccetera. Sono tornati i baffetti. Il maschio ha scelto da qualche anno di riproporre qualcosa che, come si dice, non andava più di moda. Sì, signori e signore, io mi ricordo a partire dagli anni 80, quindi specialmente la seconda metà degli anni 80, 90, anni 0, 2000 e 10, i baffetti erano scomparsi no, ma sicuramente non erano più apprezzati né
dai maschi né dalle femminucce, nel senso che le femminucce dovevano osservare la bellezza diciamo estetica degli stessi baffi, naturalmente. Ora che cosa è successo? Alcuni cantanti in particolare, ma anche attori, gente di spettacolo soprattutto, ma anche alcuni intellettuali o altri personaggi in genere che affollano così non solo gli schermi televisivi ma i social, hanno deciso di usare nuovamente i baffetti. Sono dei baffetti sottili, non sono né i baffi a manubrio né i baffoni né dei baffi troppo ricalcati, sono delle linee sottili, preferibilmente scuri, quindi è vero che vengono utilizzati anche da persone âgée, ma con soluzioni così di ottimizzazione coloristica, e perché oramai la cosmesi riguarda l'uomo come la donna, non c'è più differenza, e questi baffetti noi pensiamo sicuramente a Gabbani, ai cantanti Gabbani, al cantante Olli, al cantante addirittura che prima non ce li aveva, dei Maneskin, Damiano dei Maneskin, ma pensiamo a tantissimi altri personaggi, ripeto, che hanno fatto questa scelta. Che cosa può voler dire? Ultimi minuti. Che cosa può voler dire? Una rivincita del macismo? Assolutamente no, sarebbe fuori luogo e fuori tempo, naturalmente, e così non debbono essere interpretati in questa maniera da parte di una donna che, come dicevo poco fa, è diventata imponentemente autorevole e quindi con un'autonomia e con una forza che prima assolutamente non si conoscevano, e quindi ha variato anche i suoi gusti estetici, ma pare passata l'immagine, oramai superata l'immagine dell'uomo effeminato che ci poteva essere ancora qualche decennio fa, cioè soprattutto a cavallo fra i 2 secoli, i 2 millenni, forse perché oramai è stato sdoganato tutto il discorso LGBTQ, quindi non c'è più bisogno di star qui a calcare la mano, ma il baffetto rimane un elemento di osmosi, importante questa osservazione secondo me, di osmosi fra il maschile e il femminile. Non è il baffo vero e proprio, è un baffetto, è una linea sottile, è qualcosa che appartiene a un teatrino di immagine dove comunque la donna può condividere e gustare la faccenda senza, attenzione, è molto importante questo, senza essere invasa. Pensiamo al bacio, no? Allora, scusate l'argomento, ma questa è cultura pop, non stiamo parlando di, come ho fatto l'altro ieri, di Van Dyck o di Horkheimer, del filosofo Horkheimer, e quindi ci sta. Dunque, come fa una donna a baciare un uomo i cui baffi invadono tutto il campo labiale? Diventa faticoso, non dico che sia privo di eccitazione, però può diventare effettivamente faticoso e logorante da questo punto di vista, quindi ci sta solo il baffetto più innocuo, naturalmente, e quindi alla fine, ecco il punto, è stato costruito una nuova immagine che non è più la vecchia immagine, è un'immagine più soft, più dolce, più commestibile da parte delle signorine e delle signore. Non trovate? Non c'è ironia stupida da parte mia, e bisogna adattarsi alle esigenze del tempo, i gusti e le situazioni cambiano, quindi chiaramente tutto quello che è tipico del maschio si evolve attraverso forme e situazioni che sono necessarie per i gusti nuovi e belli. E qui mi fermo, ovviamente, anche se mi verrebbe voglia, ma ridiamoci su, ragazzi, la vita è così breve, a chiedere a Natalia quali sono i suoi gusti, ma lasciamo perdere, facciamo finta di averli sentiti, perché non voglio invadere il campo privé
della nostra grandissima regista. Ringrazio tutti, un grande abbraccio e soprattutto Venezia risorga, risorga Venezia. A risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte